Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Siamo pronti allora con l'ospite di oggi, nemmeno il tempo di digerire oggi ovviamente, e andiamo subito a parlare di cucina con lo chef Ugo Patierno. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Ecco, il cognome e anche il tuo accento non tradisce le tue origini, da un posto magnifico dove si mangia benissimo, giusto? Origine, sì, sono di Napoli, campano d'origine DOC. Allora, siamo qui per parlare del tuo libro per Risguardi Edizioni che si intitola Metà, e io... Metà o meta, diciamo, è molto soggettiva la cosa, o meta da raggiungere, ecco, metà o meta. Ok, perché tra l'altro nella tua biografia ho letto che hai sofferto di obesità, e una frase che mi ha colpito molto è questa, che ti leggo e poi la vorrei commentare. Ugo ha fatto della sua passione per il cibo una professione, ha imparato a conoscerlo. Ecco, quanto è importante conoscere ciò che si mangia e che percorso hai fatto tu per avere questa consapevolezza? Io credo che sia fondamentale ovviamente conoscere ciò che si mangia, anche perché dico sempre mangia con intelligenza, quindi nel senso i tempi sono cambiati, i prodotti alimentari sono cambiati, quindi oggi rispetto a prima bisogna avere un'accortenza maggiore anche nell'acquisto dei prodotti, quindi i prodotti di prima qualità sono sempre un passo avanti, diciamo, a quelli che si trovano usualmente in commercio. Ok. Quindi sì, diciamo che da nemico questo cibo poi mi è diventato amico, quindi ho cominciato ad apprezzarlo in maniera molto più diversa. Ecco, io dico sempre, adesso il cibo lo sento, quindi quando mangio riesco a percepire tutte le sue sfumature, dal sapore alla consistenza, mentre prima avevo un rapporto col cibo totalmente diverso, mangiavo solo per il piacere di sentirmi sazio, ecco, non andavo a percezione del cibo. E quando è che ti è scattata la scintilla, diciamo, e hai detto ok, adesso basta, adesso andiamo a capire cosa mi fa meglio e iniziamo a volerci bene? Sì, diciamo che nel 2013 ho fatto questo intervento chirurgico, è stato un po' una scelta abbastanza grande, però comunque ecco, mi ero trovato in un momento di non ritorno e diciamo che è stata la scelta più intelligente a quel momento. Avevo provato di tutto e di più, tutti i tipi di diete, diciamo, quindi ho fatto questo intervento chirurgico che è una sleeve gastrectomy, che è una riduzione del stomaco in realtà. Di conseguenza dopo questo intervento il paziente ha una rieducazione al cibo, quindi parte come se fosse un bambino, come se fosse lo svezzamento, e proprio lì ho avuto questo sentimento maggiore, quindi una percezione maggiore del cibo, ho cominciato a rimangiare gli omogenizzati, formaggini, brodini, pappareale. Quindi da lì è scattato questo riapprezzare il cibo. Ovviamente essendo nato nella ristorazione, come dire, faccio questo lavoro da tanto, ho studiato per fare lo chef, diciamo sono rimasto anche un po' stupito da quello che poi il mio palato andava a percepire. Certo. Diciamo che le zucchine hanno cambiato sapore, le melanzane, diciamo ad oggi ho una percezione del cibo totalmente differente da quella di prima. Già cucinavi prima di questo intervento? Eri già chef? Sì, già cucinavo, avevo due miei locali, avevo due miei locali a Lanciano, e sì, già ero inserito nella ristorazione. Deve essere gran difficile, ci vuole una grandissima forza di volontà, perché avere sempre il cibo sotto gli occhi, no? Molta forza di volontà bisogna avere. Cioè, non voglio essere un po' blasfemo, ma è come avere un prete che mi entra dentro un nightclub, cioè ci vuole tanta forza di volontà, no? Sì, anche perché è abbastanza dura poi mantenere poi tutto questo regime che poi dopo viene, dopo questo intervento. Però dai, diciamo che la voglia fa la differenza, quindi in ogni caso mi sono impegnato, dai, è stato abbastanza sofferente, però ad oggi sorrido, ecco. Certo, ma tu te lo ricordi invece il primo piatto che hai cucinato, la prima volta che hai messo mano ai fornelli? Sì, ricordo, ed è stata pasta e fagioli. Abbastanza semplice, dai, no? Sì, molto semplice, anche perché a casa tramandati dalla nonna, la mamma, tutti che si cucina la domenica, siamo 20-30 persone a mangiare, quindi diciamo erano quelle zuppe economiche, diciamo, che compensavano un po' tutte le pance, quindi tutti erano sazi dopo un bel piatto di pasta e fagioli. Va bene, ma è vero che si frigge tutto lì da voi, no? Dai. Sì, tutto. Quindi tu sei in continua lotta praticamente.
Mamma mia, perenne, in lotta perenne, però poi sono un tipo vizioso, quindi mi piace il buon gusto, mangiare, quindi sono sempre là attento a quello che mangio, quello che tocco, quello che friggo. Mamma mia, ma non si può quando si va al Come sud. fai? Davvero. Cioè, come fai? Un bel babà, una bella sfogliatella, come fanno a mangiare? Vabbè. Ascolta, invece, parlando di cucina, no, e programmi televisivi, adesso, cioè, ce ne sono davvero, forse a mio avviso troppi, no? Fin troppi. In realtà io penso che ce ne siano fin troppi e di scarso contenuto, cioè nel senso, ti spiego il mio parere personale. Certo. Ci sono tanti programmi che parlano di cucina, ma tutti quanti si assomigliano l'uno con l'altro, ma il problema più grande è che il messaggio sociale è uguale l'uno con l'altro, il messaggio non varia, cioè si parla solamente di cucina e di cultura, quindi nel senso, secondo me bisogna un pochino anche evolversi anche nella trasmissione che si dà al pubblico riguardo al cibo, visto che abbiamo un popolo che ad oggi si sta acculturando tramite questi programmi Masterchef e Kitchen, però è da dire, molte volte sono messaggi seri, sono messaggi veri, quindi è un punto di domanda. E ce n'è uno di questi programmi televisivi che invece apprezzi, ti piace, pensi essere fatto bene? Non vorrei essere blasfemo, in questo momento no. Ok, no, vabbè, per carità. No, perché anch'io ne vedo davvero tanti e sono d'accordo con te sul fatto che sono molto simili tra loro e vedo poco messaggio. Ecco, forse il discorso che tu mi dicevi a inizio intervista sul fatto di conoscere il cibo, forse manca questo. In TV si tende tanto all'apparenza, forse a come si prepara si presenta. Sono molto un ricercatore delle origini, okay. Quindi nel senso delle tradizioni antiche, del vero sapere, quindi nel senso, per me, come dice un grande chef Gordon Ramsay, i must rimangono must, quindi non puoi toccare una cosa che già è must. Quindi certo. Penso che se ritorniamo un pochino alle vecchie tradizioni, ai gusti di una volta, e poi magari da lì fare delle rivisitazioni diciamo essere al passo con la tecnologia attuale, quindi però penso che il buon gusto sia quello là di una volta. Ecco, mi stai quasi anticipando la domanda che volevo farti adesso, cioè quanto si può usare in cucina secondo te, perché appunto vediamo tanti abbinamenti particolari. Voglio citare la pizza con l'ananas, visto che sei di Napoli, no, però ecco vabbè, esatto. Questa è una brutta cosa. Allora, quanto si può usare in cucina e quando è meglio non esagerare con abbinamenti particolari, secondo te? Allora, io essendo che ho stravolto totalmente la mia vita, io mi sento uno chef, come dire, rivoluzionario, ho rivoluzionato il mio stile, ho rivoluzionato il mio pensiero, ho rivoluzionato il mio gusto, quindi nel senso anche io anche amo totalmente la cultura tradizionale, anche se nel mio libro ci sono delle foto che comunque non rispecchiano la tradizionalità, okay. Ma sono dei piatti che sono dei cibi a mio avviso cibi intelligenti, quindi riuscire a mangiare anche magari un pesce che magari è sottovalutato, esempio lo sgombro, che magari il sgombro magari preferiscono altro, però io credo per esempio in questo caso fortemente che sia uno dei prodotti più equilibrati che ci siano, ed è un prodotto che magari oggi si usa poco. Ecco, mi hai parlato, appunto, hai citato il tuo libro dal titolo Metà o Meta, come dicevamo prima, sono 12 ricette, giusto? 12 viaggi, 12 nel viaggi. Nel sapore, esatto. Nelle forme di primi, secondi esatto. e dolci. Quindi anche a titolo fotografico, io ho cercato di esprimere anche a titolo fotografico una qual sorta di piacere a vedere quello che si sta per mangiare. Quindi io dico sempre, io ho una delle mie frasi, art never dies, quindi l'arte non muore mai, che quindi per me è una questione anche artistica essere uno chef, quindi un po' di arte c'è bisogno. Certo. Quindi in queste 12 ricette io ho espresso anche a titolo fotografico diciamo il massimo che si può esprimere solamente guardando, senza toccare, quindi emozione in qualche modo, quindi una qual sorta di arte. E sono 12 ricette che può fare anche la casalinga sì, a casa in maniera... Assolutamente. In questo libro io parlo molto delle basse cotture, le basse temperature, visto che prediligo molto nella mia cucina la salvaguardia dell'organolettica e di quello che stiamo cucinando. Quindi in questo libro parlo molto delle basse temperature, però in ogni ricetta ho scritto la cottura alternativa. Quindi se uno a casa non ha a disposizione runner e macchina sottovuoto, male, bravo. Io ho elencato la cottura alternativa, ovviamente dicendo che facendo la cottura alternativa andremo leggermente a perdere delle organolettiche che con la bassa temperatura andremo a salvaguardare.
Certo. Ma comunque ho dato anche modo che magari qualcuno non ha a casa queste attrezzature, pur di riuscire a capire quello che è stato creato anche come gusti, come dire, abbinamenti eccetera eccetera. Ho messo questa cottura alternativa, quindi cottura da casa che puoi fare anche tranquillamente a casa. Ok, va bene. Allora, Risguardi Edizioni, il libro si chiama Metà o Meta che dir si voglia, 12 ricette, 12 viaggi, mi piace questa cosa qui, quindi ti chiederei di restare ancora con noi, ascoltiamo una canzone. Assolutamente sì. E visto che parliamo di viaggi, dopo ti farò 2 o 3 domande sui viaggi, invece quelli fisici, ok? Benissimo. Resta lì, a tra poco. Stai ascoltando Paolino Express su Radio Godot. Stiamo parlando di cucina quest'oggi con lo chef Ugo Patierno, sempre al telefono con noi. Stiamo parlando del suo libro Meta anche perché appunto adesso parliamo di viaggi e ne hai tanti anche in progetto, no Ugo? Sappiamo che... Sì, tantissimi in progetto, dei bei progetti in arrivo per dopo l'estate. Beh, intanto ti si può seguire sui vari social dove poi anticiperai tutti questi progetti che non anticipiamo troppo. Su Chef Ugo Patierno a breve lanceremo questo piccolo progetto che darò una piccola preavviso, si chiamerà Mediterranis. Ok. Parliamo del Mediterraneo, quindi parliamo della piramide alimentare, parliamo della cucina mediterranea, parliamo di tanto benessere, di tanto gran gusto, con divertimento. Perfetto. E allora nella seconda parte dell'intervista solitamente appunto parliamo di viaggi. Tu sei uno che ha viaggiato molto, ma soprattutto ho saputo che hai fatto dei viaggi molto particolari perché hai girato mezzo mondo, ma... Sì, sono stato a Miami e Nord Europa, ho vissuto nei miei ultimi 5 anni in Inghilterra, dove ero executive chef in un ristorante dove tuttora sono ancora un loro consulente. Ok, però tu andavi a bussare nei ristoranti e come spiego, funzionava? Allora, Dici. Ti spiego. Io vivevo a Miami, quindi dopo la mia esperienza lavorativa di Miami sono tornato in Inghilterra quindi io abitavo in Inghilterra e un giorno mi prese questa cosa, dissi io voglio imparare queste cucine, sai, Russia, che giravano degli articoli che la cultura di queste nazioni era molto ampia, quindi presi questo aereo, mi sono preso 2 mesi sabbatici. Okay. Ho fatto Russia, Estonia, Tallinn, ho fatto Finlandia, Helsinki e Scozia. In pratica io andavo in questa città, mi prenotavo un ostello, andavo nel ristorante a bussare, ciao piacere, sono chef Ugo Patierno, papà sono un umile chef, vorrei imparare la vostra cucina, io vi insegno a fare la carbonara o la matriciana o la pasta fresca, la bolognese, e loro mi hanno insegnato a fare tipo squalo putrefatto, fanno delle cose pazzesche, delle zuppe che fanno delle cose fuori di testa. Per me è stata un'esperienza a prescindere dall'ambito professionale molto più umana, quindi nel senso io ho voluto molto avere il touching, quindi il contatto con la persona, quindi è stato molto bello, molto emozionante, molto profondo, oltre ad aver imparato tantissime cose che non avevo idea che si potessero manco fare, quindi ok. Quindi ho girato queste città che sono medievali, tipo Tallinn, bellissima, e quindi andavo a bussare al ristorante e dicevo, gli facevo questa proposta, magari qualcuno mi ha detto no, siamo interessati. Chi è stato interessato, anzi se magari ascoltano gli mando un grande abbraccio. Allora, in un momento storico dove davvero gli chef spuntano dovunque, forse anche l'originalità e appunto questo tuo modo di fare sicuramente aiuta e premia e fa uscire un po' dal mazzo, diciamo così. Pure un po' dagli schemi, diciamo, certo. po' di differenza, cercare di trovare un qualcosa che ancora non è stato mostrato, come dire. Esatto. Ascolta, qual è il paese che ti è piaciuto di più personalmente? Lascia stare il lavoro, proprio che ti ha trasmesso di più. L'America. Quindi l'America, ovviamente ci sono tantissime restrizioni per quanto riguarda il territorio, però la gente, il popolo, ma America del Nord, del Sud, il centro? Sono stato in Florida, in Florida. Ho fatto Florida, Miami e poi sono stato in California ed è stata veramente una delle bellissime zone, bellissime realtà e le porto ancora nel cuore, ecco. E cosa non manca mai invece nella tua valigia, Ugo? Se ti dovessero dire partiamo domani, la prima cosa che metti in
in valigia che non vuoi dimenticare? Giacca e borsa di coltelli, sempre. È un casino all'aeroporto però con sti coltelli. No, se viaggio in stiva subito lo carico, se viaggio solo con bagaglio a mano porto solo una giacchetta che magari che cenetta con gli amici. Giusto. Va bene, grazie. Però sono degli attrezzi che non posso fare a meno, grazie a voi. Certo. Allora ricordiamo ancora per Risguardo Edizioni il libro Metà o Meta che dir si voglia dello chef Ugo Patierno, grazie di cuore e impariamo a conoscere il cibo. Saluto la mia brigata Francesco e Antonio che sono qui in Italia a lavorare con me, vi mando un grande abbraccio, grazie a voi. Ti ringraziamo e impariamo a conoscere il cibo. Grazie a voi. Grazie, ciao Ugo, ciao. Un abbraccio.